Buona giornata a tutti cari amici di Media Sport TV. Vi presentiamo oggi le tifoserie e curve più calde al mondo, ricordando l'appuntamento con il calcio on the road che dal 22 al 28 maggio mi porterà nel tour in Ungheria e Serbia. Sbarcheremo prima a Budapest con un volo diretto da Milano nel regno di Puskás, considerato uno tra i più grandi calciatori di tutti i tempi. Poi il viaggio proseguirà in direzione Belgrado per uno speciale dedicato alla mitica Stella Rossa e i suoi caldissimi ed infuocati supporter. Nel reportage odierno intanto vi proponiamo le 10 curve negli stadi più caldi al mondo che per un motivo o per l'altro riescono a rappresentare l'identità della propria gente o di una città, incarnandone i valori esaltate in coreografie mozzafiato e cori da brividi, divenuti simboli conosciuti in tutto il mondo. Seguiamo insieme il documentario. Dalla regia possono partire le immagini. Partiamo col Celtic Glasgow, tifoseria colorata e sempre numerosissima, mostra un attaccamento alle tradizioni e all'antico credo cattolico in contrasto con la fede protestante dei cugini blues dei Ranger. Da brividi l'iniziale inno ufficiale cantato da tutto lo stadio. Famosissimo il muro giallo del grande Borussia Dortmund, il settore più caloroso del mitico Idina Park Stadium, capace di contenere in quella curva 18.000 persone che si esibiscono in sciarpate fittissime, coreografie curate nel dettaglio e cori coinvolgenti. A Varsavia la tifoseria del Legia alla ribalta per le maestose coreografie e la violenza dei suoi hooligan, ma anche per una notevole dose di identità. Infatti è forte il sentimento nazionalista di esaltazione dei valori patriottici e cittadini come capitale della Polonia. Belgrado e il suo stadio caldissimo, in grado di rendere alcune partite difficili da giocare. Tifoseria legata alla squadra che si esibisce in fenomenali scenografie che coinvolgono tutto il pubblico presente allo stadio. Monumental, stadio dal colpo d'occhio fantastico, sempre pieno. È difficile rappresentare l'identità di una città quando la si deve condividere con altre grandissime tifoserie, ma non per il River Plate. Ambiente impressionante. Una delle due bellissime tifoserie della capitale d'Italia. Difficile stabilire il primato nella città eterna, ma la Roma, pur essendo la figlia minore, riprende il nome, il simbolo, i colori della città. Questo le conferisce un fascino unico al mondo.
Ad Anfield Road di Liverpool nasce l'inno più famoso al mondo, poi imitato da altre curve, ma mai con lo stesso fascino. Un amore indissolubile tra la curva, la squadra e la città. Fortissima l'identità per la quale i Reds si sentono diversi da tutti gli inglesi. Il Napoli, la squadra della città simbolo del Mezzogiorno d'Italia, portatrice di una cultura unica al mondo. A Napoli si respira e si avverte la pelle d'oca, stadio dal fascino inarrivabile. In una città dove sono presenti altre squadre più vincenti, il San Lorenzo vince grazie all'inarrivabile amore della propria gente verso i rossoblù, un ambiente assolutamente emozionante. Una sola parola, la Bombonera, lo stadio che tutti sognano, ambiente caldissimo, coinvolgente, dai ritmi impressionanti. Di Media News TV, rientrando in studio ovviamente vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, salutiamo augurando dalla redazione sportiva a tutti voi la più cordiale buona giornata.